Signore, parla alle nostre vite questa sera. Abbiamo bisogno della tua parola, abbiamo bisogno del tuo consiglio, abbiamo bisogno di te, Spirito Santo. Toccaci, Signore. Alleluia. Ciò che lui ha detto lo confermerà. Tu vedrai la sua gloria scendere, l'assunzione ungere, il tuo capo, la tua bocca e le tue mani, tu vedrai. la risposta arriverà, Tu vedrai. il Signore opererà. Tu vedrai. Sì, Signore. Alleluia. La tua risposta arriverà, perché la tua parola, Signore, va ad effetto. Nel Salmo 65 è scritto: a te, o Dio, spetta la lode in Sion, e saranno adempiuti i voti davanti a te. A te che esaudisci la preghiera verrà ogni creatura. I peccati mi avevano sopraffatto, ma tu provvedi per il perdono per le nostre trasgressioni. Beato l'uomo che tu scegli e fai avvicinare a te, perché abiti nei tuoi cortili, e noi saremo saziati dei beni della tua casa, delle cose sante del tuo tempio. Sì, Signore, siamo grati a te perché tu ci hai fatto avvicinare, Signore, alla tua presenza. E ancora in questa sera, Signore, i nostri cuori saranno saziati dalla tua presenza, dal tuo amore. Spirito Santo, riempici di te questa sera. Riversa il tuo amore, oh Padre, sulle nostre vite, affinché noi possiamo essere fonte di benedizioni, Signore, per coloro che metterai sul nostro cammino. Nel frattempo, Signore, vogliamo adorarti. Vogliamo darti tutta l'adorazione, Signore, perché a te ti appartiene. Alleluia. Adoriamo il Signore insieme, amen. Adoriamolo. Semplicemente adoralo. Alleluia.
via vede, la via davanti a me è oscura e piena di dolore. Oh sì, io mi arrendo a te, altro luogo non ho che ai tuoi piedi, Signore. Oh sì, dillo, perdonami, ho sbagliato ancora verso te. Riaccendi una luce, riaccendi il tuo amore, riaccendi il tuo spirito, ricrea tutto nuovo in me, lavami ancora con il tuo sangue, Signore, con quel sangue che ancora vuol lavare il mio cuore. Accendi quella luce, fa che rivampi me, dillo, quel fuoco il fuoco che brucia tutto ciò che in me non va. Oh, fammi sentire dillo, ancora quella pace che solo tu sai donare. dillo, Riaccendi una luce, riaccendi il tuo amore, riaccendi il tuo spirito, ricrea tutto nuovo in me, lavami ancora con il tuo sangue, Signore, con quel sangue che ancora vuol lavare il mio cuore. dillo, Riaccendi quella luce, riaccendi una luce, riaccendi il tuo amore, riaccendi il tuo dillo, ricrea spirito, ricrea tutto nuovo in me, lavami ancora, col tuo sangue, Signore, con quel sangue che ancora può lavare il mio cuore. Riaccendi quella luce, Signore, riaccendi quella luce, Signore, riaccendi quella luce, Signore. Sì, Signore. Oh Signore, riaccendi, Signore, i nostri cuori e siano infiammati, Signore, per la Tua parola, per la Tua presenza. Che siano di quel fuoco eccelso, Padre. Oh, noi Ti ringraziamo, Signore, Ti benediciamo, Padre. Ancora in questo momento, Signore, siamo grati per la Tua presenza, Signore. E come la cerva anela ai rivi delle acque, così l'anima mia anela te, oh Dio. L'anima mia è assetata di Dio, del Dio vivente, quando verrò e comparirò davanti a Dio. Signore, ancora in questo momento siamo alla Tua presenza, Signore.
e i nostri cuori bramano, Signore, oh Padre, un tuo tocco questa sera. I nostri cuori, Signore, cercano, Signore, il tuo volto ancora in questa sera. E noi ti preghiamo, Signore, con un solo cuore, una sola mente, un solo spirito, manifesta la tua gloria, Signore. Scendi con potenza, Signore, in mezzo al tuo popolo, Signore, e manifesta la tua gloria, Signore. E ancora in questo momento, Signore, vogliamo adorarti. Vogliamo avere ancora un momento di adorazione davanti alla tua presenza. Vogliamo spandere ancora i nostri cuori davanti al tuo trono, Signore. Riempi, Signore, e facci traboccare, alleluia. Gloria a Dio, adoriamo il Signore, amen. Adoriamo il Signore insieme, alleluia. Voglio dichiarare il nome Gesù sopra ogni cuore e anima, perché c'è pace nella tua presenza, Dillo. solo Gesù. Voglio dichiarare il nome Gesù E ogni dipendenza spezzerà. e ogni dipendenza spezzerà, ci donerà speranza e libertà, Dillo. solo Gesù. In te potenza e Guarigione, c'è vita in te, non più fortezze, splendi nel buio, un fuoco sei. Voglio dichiarare il nome Gesù, Alleluia. sognano paure e ansietà, anima caduta in depressione, solo Gesù. In te potenza. Dillo. E guarigione, c'è vita in te, non più fortezze, splendi nel buio, un fuoco sei. In te Potenza e guarigione, c'è vita in te, non più fortezze, splendi nel buio, un fuoco sei. Gesù sulle vette, Gesù per le strade, Gesù sui nemici, dentro l'oscurità, Dichiaralo. sulla mia famiglia, dichiaro il santo nome Gesù. Gesù sulle lettere,
Alleluia. Gesù, nome al di sopra di ogni altro nome. Gesù è una garanzia, è una certezza, alleluia. In Prima Corinzi è scritto: se noi speriamo in Cristo, in questa vita soltanto, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini, perché Egli è il vivente, è il risorto, è vive. E ancora in Filippesi è scritto: perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato, gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature celesti, terrestri e sotterranee, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. C'è potenza nel nome di Gesù, c'è guarigione, c'è salvezza, c'è liberazione nel nome di Gesù Cristo, alleluia. E come ancora in questo momento abbiamo proclamato e dichiarato, Signore, noi crediamo in quello che in questo momento abbiamo detto con le nostre labbra e con il nostro cuore. E per questo, Padre Santo, vogliamo mettere davanti al tuo trono queste richieste di preghiera, sapendo per certo e sicuro, Signore, che tu sei l'onnipotente Dio, l'Iddio dei segni, dei prodigi e dei miracoli, Signore. E ancora in questo momento vogliamo pregarti per Gabriele, per Naomi, per Giulia. Signore, ti preghiamo, donaci la guarigione completa nel nome di Gesù Cristo. Ancora vogliamo pregarti per una bimba di nome Rosalinda, di 2 anni. Signore, sta male, sta molto male, ma noi ti preghiamo, stendi la tua mano affinché ogni infermità sia seccata nel nome di Gesù Cristo. Ancora vogliamo pregarti per una famiglia che si chiama Anca, Signore, per liberazione. Signore, che possa, Signore, tu spezzare ogni catena, sciogliere ogni laccio, Signore, possa tu liberarla da qualsiasi cosa in questo momento sta affliggendo questa famiglia, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Ancora vogliamo pregarti per i nostri figli, Signore, stendi la tua mano potente, riportali a te, Signore, con corde d'amore, Signore. Ancora gli esuli, Signore, coloro che si sono allontanati, raffreddati, ti preghiamo, Signore Dio, riportali al tuo cospetto. Ancora vogliamo pregarti per il pastore Margherita, continua tu a benedirli, ad ungerli, Signore, e ad usarli per la tua gloria. Ancora davanti al tuo trono il fratello Camillo, ancora Vittoria, ancora Lello, Signore, ti preghiamo, stendi la tua mano, che ogni infermità sia seccata nel nome di Gesù Cristo. E ancora gli ospedali, le case famiglie, gli orfanotrofi, le carceri, quei luoghi, oh Padre, dove c'è tristezza, desolazione, afflizione, Signore Dio, ti preghiamo, usa i tuoi strumenti, i tuoi canali affinché la tua parola possa portare refrigerio e salvezza in quei luoghi. E ancora in questo momento, Dio d'amore, mettiamo il prosieguo di questa riunione nel palmo della tua mano santa. Ti preghiamo, Signore, possa tu ungere le labbra del tuo servo, Signore, e che attraverso di lui la tua parola possa raggiungere i nostri cuori questa sera. Abbiamo bisogno della tua parola, del tuo consiglio, abbiamo bisogno di te, Signore. E per questo ti preghiamo, Signore, ungi le nostre vite affinché riceviamo questo messaggio che scende dal cielo. E a te, Signore Dio, ancora in questo momento diamo tutta la lode e la gloria che è in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Gloria, gloria al nostro meraviglioso Signore. Amen. Alleluia. Meraviglioso, Signore. Se c'è qualcuno che vuole testimoniare per la gloria di Dio, lo possiamo fare in questo momento. Amen. Se non c'è nessuno, ci prepariamo per l'offerta. Amen. Alleluia. Vogliamo anche pregare per l'offerta. Padre Santo, Dio d'amore, ancora in questo momento veniamo a te nel nome di Gesù. E vogliamo darti questa offerta, Padre, che diamo con tutto il nostro cuore, Signore. Signore, vogliamo ringraziarti per come tu ci dai l'opportunità di dare, Signore. E noi vogliamo dare per l'avanzamento del tuo regno, Padre. Ti preghiamo ancora di benedire il tuo popolo, la tua eredità, Signore. Prenditi cura ancora di chi ne ha il bisogno, Signore. E a te ancora in questo momento diamo tutta la lode e la gloria, che è in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Il tuo amore, quanto glorioso sei Gesù, e il tuo potere fu la tua croce
quella che mi salvò e mi riscattò. Per un momento sono lì, mi dai libertà. Ti do gloria, gloria, ti do gloria, gloria, ti do gloria, gloria. A te Gesù, a te Gesù, ti do gloria, gloria. Ti do gloria, gloria. Ti do gloria, gloria, a te Gesù. Sì, Signore, ti diamo tutta la gloria e l'onore perché tu ti appartieni. Amen. Volevo ricordare prima della parola, il 24 e il 31 il culto viene anticipato. Alle 16:30 faremo il culto. Va bene? Adesso ascoltiamo il consiglio della parola. Amen. Vogliamo ascoltare ciò che Dio ha messo nel cuore del suo servo? Alleluia, pace a tutti, voi qui in presenza e quanti ci stanno seguendo da casa. In verità stasera ero in grande difficoltà nel venire nella casa di Dio per problemi fisici, però io ringrazio il Signore per come sono qui e siamo qui tutti insieme, perché a volte ci sono tanti pensieri, no? Anche quando fisicamente uno non si sente abbastanza bene, però poi capisci e comprendi, anche se quando manchi ad un servizio di culto, ad una preghiera, quando si manca, diciamo, nella casa di Dio, c'è sempre qualcosa che si perde. E io in questa sera in verità non ho voluto perdere niente, perché dico, se io ho anche una difficoltà fisica in questo tempo, io è nella casa di Dio che riesco a recuperare, e certamente il Signore guarirà ogni infermità. Questo deve essere in primis, fratelli cari, per dire che cosa? Io questa sera voglio parlarvi in qualche modo di riconoscenza. Questa cosa che in questi tempi forse non si pensa abbastanza, il fatto, quello che Dio ha fatto nelle nostre vite. Diamo per scontato ogni cosa, diamo per scontato che siamo qui, diamo per scontato che il Signore diciamo ci ha fatto grazia, e a volte ci dimentichiamo di tutto quello che il Signore effettivamente poi ha fatto nella nostra vita. Non dovremmo mai dimenticare, fratelli e sorelle, da dove il Signore ci ha tratti fuori tutti quanti, ognuno di noi. Io non posso mai dimenticare, anche se in apparenza, forse anche agli occhi degli altri, sembrava una brava persona, ma poi mi sono accorto, diciamo, confrontandomi con la parola di Dio, conoscendo il Signore più da vicino, mi sono accorto che non ero una brava persona. E penso non lo eravamo nessuno di noi, però Dio poi ha fatto qualcosa di meraviglioso nelle nostre vite. E io in questa sera voglio parlarvi proprio di un amore particolare che troviamo nel profeta Osea, capitolo 11, dal versetto 1 fino all'11. È un profeta particolare perché il Signore, chi conosce un po' la storia di questo profeta, il Signore lo chiama a fare qualcosa di... Dopo cercherò di menzionare quello che il Signore lo chiamerà a fare questo profeta, però se abbiamo preso Osea capitolo 11 dal primo versetto, i primi 11 versetti, vogliamo elevare questa parola, questa spada dello Spirito in alto e pregando insieme. A te la gloria, Padre. Signore Dio nostro, Padre, noi siamo onorati, Signore, veramente di in questa sera attingere a questa fonte santa e meravigliosa, a questo pozzo, papà, inesauribile, che continuamente fa scorrere, Signore, scorgere, Signore, l'acqua viva per le nostre anime. E noi in questa sera siamo qui alla Tua presenza, nella Tua casa,
ancora assetati, affamati, papà, di ascoltare e ricevere la tua parola, ma soprattutto, papà, per poterla mettere in pratica. Io ti chiedo sempre, Padre, come ogni volta, Signore, che mi chiami a meditare, a pronunciare questa parola, Signore, insieme ai miei fratelli e alle mie sorelle, ti chiedo sempre che sia il tuo Spirito a guidarmi e ad ungere le mie labbra e il mio cuore affinché ogni parola non sia mia, ma venga dall'alto. Io voglio ringraziarti insieme al popolo tuo che è qui alla tua presenza e ti ringraziamo insieme in quell'unico nome che è il nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen, alleluia. Allora leggiamo, fratelli cari, dal profeta Osea, dal primo versetto. Dice così questa parola: quando Israele era fanciullo io l'amai e dall'Egitto lo chiamai mio figlio, ma più i profeti li hanno chiamati, più si sono allontanati da loro, hanno sacrificato ai Baal e hanno bruciato incenso alle immagini scolpite. Io stesso insegnai ad Efraim a camminare, sostenendolo per le braccia, ma essi non compresero che io lo guarivo. Io lo attiravo con corde di umana gentilezza, con legami d'amore. Ero per loro come chi solleva il giogo dal loro collo e mi piegavo per dar loro da mangiare. Israele non ritornerà nel paese d'Egitto, ma l'Assiro sarà il suo re, perché hanno rifiutato di convertirsi. La spada si abbatterà sulle sue città, consumerà le sue sbarre e divorerà per i loro malvagi disegni. Il mio popolo tende di allontanarsi da me, malgrado invocano l'Altissimo, nessuno di essi lo esalta. Come potrei abbandonarti, o Efraim, o lasciarti in balia di altri, o Israele? Come potrei renderti come l'Adma o ridurti come Seboim? Il mio cuore si commuove dentro di me e le mie compassioni si infiammano tutte. Non darò sfogo alla mia ira ardente, non distruggerò Efraim di nuovo, perché sono Dio e non sono un uomo. Il santo in mezzo a te non verrà con ira. Essi seguiranno l'Eterno che ruggirà come un leone quando ruggirà. I suoi figli accorreranno tremanti dall'ovest, accorreranno tremanti come uccelli dall'Egitto e come colombe dal paese d'Assiria. Io li farò abitare nelle loro case, dice l'Eterno. Fin qui la parola di Dio. Io non so se vi leggo di nuovo questo passaggio della parola di Dio, perché è uno dei versetti più struggenti che noi troviamo nella parola di Dio. E il passaggio, fratelli cari, è questo qui. Vedete cosa dice il Signore? Come potrei abbandonarti, o Efraim, o lasciarti in balia di altri, o Israele? Come potrei renderti come l'Adma o ridurti come Seboim? Il mio cuore si commuove dentro di me, le mie compassioni si infiammano tutte. Sono parole, fratelli cari, che Dio rivolge al suo popolo, ai suoi figli. Parole di un Dio che dice che il suo cuore si commuove, le sue viscere si commuovono verso questo popolo. Veramente uno dei passaggi più struggenti della parola di Dio, che ci disarma completamente per le parole che il Signore rivolge al suo popolo. E in questa sera a noi. Vi dicevo prima, volevo fare un inciso di questo profeta particolare, dove il Signore chiama questo profeta a fare qualcosa di quasi paradossale, perché lo chiama a sposare una prostituta. Nel capitolo 1, proprio una prostituta che lui compra, ma questa prostituta, dice la parola di Dio, è una prostituta. Lui la sposa, questo profeta, ma questa donna è una prostituta, continuamente si prostituisce. E questo voleva incidere, voleva insegnare al popolo di Dio che il popolo del Signore faceva proprio questo. Cioè che il Signore l'aveva attirato a sé, l'aveva fatte delle cose meravigliose, eppure il popolo di Israele, come abbiamo letto continuamente, si allontanava dal Signore. Il Signore mandava dei profeti per dare la sua parola, per riprenderli, per incoraggiarli, per liberarli tante volte dalla schiavitù, ma questo popolo ritornava sempre a prostituirsi. Non parlo di prostituzione, diciamo, quella che tutti conosciamo, ma si parla di prostituzione sacra, cioè si rivolgevano ad altri idoli. Vedete, lui
il Signore in questo passaggio della parola di Dio parla della fanciullezza, cioè parla di quando il Signore ha tratto fuori questo popolo, cioè questo popolo che conoscete la storia, che si trova in Egitto, ma poi attraverso varie esperienze, vari anni, il Signore li benedirà, si moltiplicherà, e questo piccolo fanciullo, questo piccolo gregge di uomini, poi diventerà una grande moltitudine. Quindi il Signore guarda proprio questo suo popolo che man mano cresce, ma soprattutto, fratelli cari, l'amore e la provvidenza e la cura di Dio verso questo fanciullo, questo Israele che man mano cresce. E questo, fratelli cari, mi faceva venire in mente, ecco perché parlavo di riconoscenza, parlavo di quello che eravamo prima, perché il Signore ricorda a questo popolo da dove l'aveva tratto fuori. E Dio tante volte, fratelli cari, deve ricordare a me, a te, a tutti noi, anche chi ci ascolta da casa, da dove Egli ci ha tratto fuori. Noi eravamo, fratelli cari, i nostri piedi camminavano nel fango peccaminoso di questa vita, di questo mondo, e noi pensavamo prima di essere liberi, ma non lo eravamo, fratelli cari, perché ognuno di noi era schiavo di qualcosa o di qualcuno. Ma vedete, tante volte, come dicevo prima, noi ci dimentichiamo da dove siamo venuti, dove il Signore ci ha tratto fuori, ma soprattutto la cura che Egli ha avuto per noi. Perché anche noi, fratelli cari, quando ci hanno parlato di Gesù, ci hanno insegnato qualcosa della parola di Dio e abbiamo aperto il cuore, eravamo dei fanciulli, non sapevamo nulla dalla parola di Dio, non sapevamo nulla del Signore, pensavamo di conoscere Gesù, ma non lo conoscevamo, fratelli cari, perché ci avevano insegnato un Signore ancora appeso alla croce. Ma noi sappiamo che il Signore è sceso dalla croce ed è vivente in mezzo a noi per il suo popolo. E quindi, fratelli cari, il Signore ricordava a questo popolo tutta la sua cura, la sua attitudine per farlo crescere proprio come un fanciullo, come un padre, come una madre cura i suoi piccolini per farli crescere. E Paolo in qualche lettera del Nuovo Testamento scriverà che proprio ci ha curati come dei fanciulli, prima con il latte, poi man mano ci ha dato del pane duro, fino ad essere adesso uomini e donne, forti, coscienziosi, fatti, pieni della conoscenza del Signore. Però dice la parola di Dio in questo passaggio, fratelli cari, che il Signore ci ha insegnato, ci ha fatto crescere, ci ha presi dalla nostra fanciullezza, dalla nostra non conoscere nulla, e ci ha fatto diventare degli uomini e donne di Dio. Così per questo popolo, fratelli cari, l'ha curato, l'ha portato fuori dall'Egitto, dice la parola. E quando anche a noi è capitato questo, quando questo popolo inciampava, cadeva, si prostituiva, Dio non l'ha rinnegato, fratelli cari. Dio, anche con noi, quando noi cadiamo, pecchiamo, siamo disubbidienti a Dio, Dio, fratelli cari, non ci viene per giudicarci, ma sapete che cosa fa? Fa proprio come un padre con i suoi figli. Quando io mi ricordavo di Matteo in questo tempo, che prima camminava a gattoni per la chiesa, prima in braccio, poi a gattoni, poi man mano si è alzato e ha cominciato a camminare. Però il papà, la mamma e tutti noi, ma questo lo dico per Matteo che adesso è il bambino più che è attinente a quello che sto per dire. Questo bambino certamente tu lo vedi camminare, però lo guardi continuamente perché può inciampare, può cadere perché non cammina bene. E il papà, la mamma, tutti noi che cosa facciamo? Gli stiamo dietro. E quando vediamo che sta per cadere o per inciampare, gli mettiamo le mani sotto le braccia e lo proteggiamo, lo aiutiamo a camminare, fratelli cari, affinché non potesse inciampare. E così faceva Dio con questo popolo. Anche quando inciampava, cadeva, stava per deviare, il Signore, proprio come un padre, andava verso questo popolo e lo aiutava, lo sorreggeva con le sue braccia d'amore, liberandolo, fratelli cari, da tutto quello che poteva incutere paura o terrore a questo popolo. E quindi, fratelli cari, il Signore ha educato il popolo, Dio ci ha educati a noi. Noi eravamo dei diseducati, fratelli cari, ma Dio ci ha educati. Nel versetto 3 e 4 lui dice: io stesso insegnai a Efraim a camminare sorreggendolo per le braccia,
ma essi non compresero che io li guarivo. Quante volte, fratelli cari, il Signore con noi ha fatto così? Ci ha insegnato a camminare, ci ha insegnato, fratelli cari. E quando, fratelli cari, stavamo per cadere, dice la parola di Dio che Egli ci ha sostenuto con le sue braccia. E mentre ci sosteneva con le sue braccia, e mentre sosteneva con le sue braccia questo popolo, dice la parola, io li guarivo. Dio ci ha guarito, fratelli cari, perché ognuno di noi era infermo. Ma io non parlo di infermità fisica, fratelli cari, io parlo di infermità spirituale. Dio ci ha guariti, ci ha liberati, ci ha sorretti, ci ha soccorsi e faceva così con questo popolo, fratelli cari. Allora vedete, io parlavo di riconoscenza, ma questo popolo che il Signore aveva fatto crescere, aveva liberato, li guariva, li aiutava continuamente, questo popolo era sempre un popolo che a posto di contraccambiare l'amore che Dio gli donava continuamente, loro si allontanavano da Dio e si prostituivano. E qui, fratelli cari, vedete, quando c'è disubbidienza, quando non si ascolta il consiglio della parola di Dio, purtroppo si va incontro a delle difficoltà, a dei problemi. E Dio a volte nella nostra vita, fratelli cari, permette che noi attraversiamo delle difficoltà, delle prove. Ma le permette perché? Perché Dio a volte con noi deve usare quasi delle maniere forti, perché non riusciamo a comprendere quest'amore di questo Padre per noi. Non riusciamo a comprenderlo, perché Dio ci dà l'amore e noi tante volte, fratelli cari, contraccambiamo con la misconoscenza, cioè non riusciamo a riconoscere quest'amore di questo Padre meraviglioso che continuamente vuole guarirci, vuole liberarci e vuole portarci avanti in questo cammino che non è semplice. E così faceva con questo popolo. Mi veniva in mente, fratelli cari, alla disubbidienza di questo popolo, l'ubbidienza di Gesù. Quasi una contrapposizione, la disubbidienza di questo figlio, perché il Signore lo chiama figlio. Vedete, chiama questo popolo figlio. Se noi leggiamo in Deuteronomio capitolo 8, versetto 5 e 6, vedete che cosa dice la parola? Riconosci dunque nel tuo cuore che come un uomo corregge suo figlio, così l'Eterno, il tuo Dio, corregge te. Perciò osserva i comandamenti dell'Eterno, il tuo Dio, camminando nelle sue vie e temendolo. Riconosci nel tuo cuore che Dio corregge i suoi figli. Dio ci corregge, fratelli cari, perché ci ama. Perché ci ama. E come noi verso i nostri figli, tante volte li redaguiamo, li riprendiamo, e loro a volte non riescono a capire perché a volte gli diamo delle cose, a volte gliele neghiamo. Perché noi come genitori, avendo esperienza, sappiamo ciò che è buono per loro. Così Dio fa con noi, fratelli cari. Dio fa con noi, ci corregge, ma Dio ci ama. Dio non ci ha rinnegati, Dio non ha rinnegato questo popolo. Difatti dice la parola di Dio, anche se dice il Signore che avendoli liberati dall'Egitto andranno in cattività in Assiria nel 722 avanti Cristo. Ma Dio non li ha mandati lì perché li aveva ripudiati, ma perché Dio li amava e voleva correggerli. Però vedete queste parole che io leggevo prima, queste parole struggenti, e dice: come potrei abbandonarti, o Efraim? Come potrei? Il Signore permette questa difficoltà di andare in cattività, ma vedete queste parole accorate che Dio sta rivolgendo a noi in questa sera. Perché seppur vero, forse noi in questo tempo siamo stati disubbidienti, forse abbiamo peccato, abbiamo forse in qualche modo nella nostra vita non avuto riconoscenza davanti al Signore, il Signore in questa sera a questo tuo comportamento, a questo tuo modo di fare, di dire, di essere, Lui ti dice: come potrei io abbandonarti? Io non posso abbandonarti. Dio non ci può abbandonare, fratelli cari. Pur vedendo a volte che noi viviamo nel peccato, siamo disubbidienti,
Ma Dio dice la parola, come disse a questo popolo: come potrei io abbandonarti? Come? Fratelli cari, Dio ha per noi ha viscere di misericordia e compassione, e Geremia dirà che si rinnovano ogni giorno verso di noi. Io mi sento amato da Dio, fratelli cari. Tu ti devi sentire amato da Dio, amata da Dio. Anche se forse stai attraversando un momento difficile e pensi che Dio ti abbia abbandonato. Dio non ti ha abbandonato. In questa sera il Signore sta rinnovando e ci sta ricordando di nuovo e ti dice: io non posso rinnegarti, non posso abbandonarti. Come farei? Come potrei? Non posso. Pensate, dice la parola in Giovanni 3,16 che Lui ha dato suo figlio per amor mio e per amor tuo. Come potrebbe Egli, dando quello che aveva più caro presso di sé, come potrebbe abbandonarci o rinnegarci? No, fratelli cari, Dio non ci rinnega e non ci abbandona. E mi ricordavo, stando seduto dal posto mentre si adorava il Signore, mi ricordavo facendo un parallelismo con il figlio prodigo, dove mi sembrava di vedere questa storia dove il papà aveva cresciuto, dice la parola, questi due figli, il maggiore e il minore, e il minore chiederà al papà, dopo penso a tutti i sacrifici che ha fatto questo papà per crescerli, i figli, e questo figlio irriconoscente va dal papà e vuole la sua parte di eredità. Pensate il cuore del padre. Io pensavo questo, fratelli cari, il cuore del papà. Dopo aver cresciuto questi figli, il minore, al posto di essere riconoscente al papà, di non gli aver fatto mancare nulla, ma soprattutto il suo amore, il suo affetto, questo figlio dice: dammi la mia parte. Ma quale parte? Pensate il cuore di questo papà, quindi il cuore di Dio, che si ferisce, si rattrista. E a volte, fratelli cari, io faccio sempre questa similitudine e dico: papà, quante volte forse io ti ho ferito con il mio modo di fare, di essere, di comportarmi? Ti ho ferito, perché tu per me mi hai cresciuto, mi hai portato avanti, mi hai fatto crescere, mi hai sorretto, mi hai guarito. E io ad un certo punto, forse quante volte io, attraverso il mio modo di fare, di essere, ma anche forse di comportarmi, quante ferite ho recato al tuo cuore. Però vedete la parabola del figlio prodigo, fratelli e sorelle, che il papà certo si rattrista, ma gli rimane la libertà di poter andare. Ma io mi immagino sempre, fratelli cari, di un padre che sta sulla soglia della casa e guarda da lontano continuamente, e guarda da lontano, fratelli cari, come Dio ci guarda a noi. Quando noi viviamo lontano, ci allontaniamo da Dio, Dio ci guarda e prega sicuramente, dice: forse questo mio figlio in un momento particolare si ricorderà dell'amore che io gli ho dato, si ricorderà di tutto quello che io ho fatto per lui, come l'ho fatto crescere, il bene che gli ho dato e gli ho voluto, e sta lì ed aspetta. E il papà nella parabola del figlio prodigo sta sulla soglia, aspetta e aspetta, pregando sicuramente, guardando da lontano che questo suo figlio ritorni. E questo figlio ritorna perché si ricorda, a riconoscenza, si ricorda del bene ricevuto nella casa del papà. E noi, fratelli cari, non ci dobbiamo dimenticare del bene che abbiamo ricevuto, ma che continuiamo a ricevere ogni giorno. E anche se, come dicevo prima, abbiamo vissuto un momento particolare, Dio in questa sera ti rinnova il suo amore e ti dice: io non posso abbandonarti, io non posso. Come farei, dice la parola di Dio? Come potrei abbandonarti? Io non posso. Anche se tu a volte ti allontani da me, come questo popolo continuamente si allontanava dal Signore, il Signore lo attirava con corde d'amore, gli mandava i suoi profeti per portarlo a sé, e questo popolo continuamente si allontanava. Quante volte, fratelli cari, noi veniamo nella casa di Dio, ascoltiamo la sua parola, come in questa sera, ascoltiamo la sua parola, ma poi non mettiamo in pratica questa parola. Ci allontaniamo, la ascoltiamo, la mettiamo nel nostro cuore, ma al momento di metterla in pratica veniamo meno e ci allontaniamo da Dio. Ma Dio in questa sera vuole proprio attirarci di nuovo a sé.
Ci vuol far capire, fratelli cari, che Lui è un Dio che perdona i Suoi figli, che aspetta sempre come quel padre che sta sulla soglia di casa, che aspetta e guarda da lontano che tu torni indietro, che tu riconosca che nella casa del papà e quindi nella chiesa tu hai ricevuto tanto come in questa sera. E quando eravamo fanciulli, quando non conoscevamo il Signore ci ha tratti a sé con corde d'amore, ci ha fatti crescere, ci ha sollevati, ci ha guariti, fratelli cari. Forse noi tante volte non riusciamo a comprendere che nel cammino della nostra vita, forse quante volte il Signore è intervenuto per preservarci dal male e dal maligno, ha impedito che noi potessimo cadere. Quante volte forse ha messo la mano davanti affinché noi non potessimo, avere un incidente. Quante volte forse ha impedito che noi potessimo in qualche modo essere attanagliati dalla malattia. Io dico forse qualcosa di innumerevole. Non riusciamo a comprendere, a capire. La mia preghiera di primo mattina, sapete qual è? Dio preservaci dal male e dal maligno. E Dio lo fa, fratelli cari. Noi pensiamo che la nostra vita scorra tutta così normalmente, ci alziamo, andiamo al lavoro, poi ritorniamo, facciamo tutte le nostre belle cose, ma non sappiamo quante volte Dio ha messo la sua mano davanti, quante volte Dio è intervenuto per proteggerci, per aiutarci, per preservarci. E noi quante volte, fratelli cari, siamo stati riconoscenti. Allora vedete, l'amore di questo Padre premuroso. Dio per noi è un Padre premuroso. E potrei citare in qualche passaggio che conoscete meglio di me quando dice: anche se tuo padre e tua madre ti abbandonassero, io non lo farò giammai. Questa è la diversità, fratelli cari, di un Padre premuroso, che non ci tratta, fratelli cari, secondo il nostro peccato, ma Lui va oltre. Lui va oltre, fratelli cari, sapete perché? Perché è scritto in questo passaggio della parola di Dio: io sono Dio e non un uomo. Un uomo potrebbe ricambiare il male forse per male o l'allontanamento e quindi la distanza, creare la distanza. Ma Dio ti dice: io non ricambio quello che tu fai con la tua moneta, perché io sono Dio e non un uomo. L'uomo si comporta così, fratelli cari. Quando si riceve una cattiveria, una malvagità, creiamo distanze o cerchiamo forse in qualche modo che è sbagliato perché Dio non vuole, perché Dio ci insegna ad amare anche i nostri nemici. Ed a volte è difficile, fratelli cari. Però Dio, vedete, ci dice che Lui non è un uomo, che non ricambia il nostro modo di fare, di essere come facciamo noi, ma Egli ci ricambia con amore, con affetto, con premura. Con queste parole meravigliose di questa sera che ti dice: io non posso abbandonarti, io non ti abbandonerò, perché anche se sei un figlio ribelle, diceva a questo popolo, io sono per te un Padre premuroso, che si prende cura di te. Dio si prende cura di noi, fratelli cari. È vero, fratelli cari, però, che Dio nella sua santità non può tollerare la malvagità e deve eseguire, come vediamo in questo passaggio della parola di Dio, eseguire il suo giudizio su Israele. Perché la santità, fratelli cari, e la giustizia di Dio camminano insieme. Ma pur avendo permesso tutto quello che accadrà a questo popolo, Egli gli rinnova il suo amore e il suo affetto, la sua premura. Come in questa sera, fratelli cari, Dio sta facendo con noi. Egli ci rinnova ancora una volta, se forse l'abbiamo dimenticato, forse abbiamo pensato per un attimo che attraverso la nostra disubbidienza Dio ci sia allontanato da noi, forse non ci ama più. No, fratelli cari, Dio in questa sera ci ricorda che Egli non ci ha abbandonati e non ci ha lasciati, ma per noi, come dice la parola, e voglio leggerlo ancora, il mio cuore si commuove dentro di me. Il cuore di Dio, fratelli cari, si commuove per me e per te. Oggi parlare a questo mondo, come già al tempo del Signore, parlare di questo Dio meraviglioso, nostro Padre, qualcuno, fratelli cari, storce un po' il naso. Dice: come Dio è tuo Padre? Dio è nostro Padre.
E come abbiamo letto e stiamo leggendo in questo passaggio, il cuore di questo Padre si commuove dentro di Lui, per me e per te. A viscere di misericordia, dice la parola di Dio. Le mie compassioni si infiammano tutte. Non darò sfogo alla mia ira ardente, non distruggerò Efraim di nuovo, perché io sono Dio e non un uomo, il Santo in mezzo a te, e non verrò con ira. Dio non viene con ira, ma ancora in questa sera ci sta dicendo: vieni a me, io ti perdono perché ti amo di un amore grande, profondo, perché il cuore di Dio si commuove, fratelli cari. E in questa sera il Signore ci sta rinnovando questo, ricordando questo. E forse è un tempo in cui ci dobbiamo ricordare dove Egli ci ha tratto fuori, come questo popolo, da dove Egli ci ha portati fuori da questo mondo così pieno di peccato, e soprattutto ci ha fatto diventare figli e ci ha fatto crescere alla sua presenza. E se noi in questa sera siamo qui, fratelli e sorelle, proprio per l'amore, la misericordia e la grazia di Dio. E vi dico di più, a volte sottostimiamo il fatto che noi possiamo dire padre, caro papà, ma è qualcosa di meraviglioso. Poter chiamare Dio nostro Padre è qualcosa che va al di là della comprensione umana. E Dio in questa sera, vedete, proprio a rinnovarci questo suo amore, ci chiama figli, figlie. Io vi amo di un amore sviscerato e non verrò a te con ira, dice il Signore, ma verrò a te con compassione e viscere di misericordia, perché il cuore di Dio si commuove ancora in questo tempo. Avendo visto forse la nostra caduta, la nostra fragilità, e non viene a noi con ira, non viene con giudizio, anche se un giorno ci sarà un giudizio, ma in questo tempo non viene a noi con giudizio, ma viene con un cuore allargato a dire: io non posso abbandonarti, anche se forse tu l'hai pensato per il tuo peccato, ma Dio ti dice: io non posso abbandonarti, perché il cuore di Dio in questa sera si commuove ancora, si commosse per quel popolo, fratelli e sorelle, e si commuove ancora per noi. E noi vogliamo ringraziare il Signore, fratelli cari, il Signore con tutto il nostro cuore. Vogliamo veramente essere grati a Dio per tutto quello che ha fatto, ma continuerà a fare, perché Egli continuamente ci sorregge, continuamente ci guarisce, come abbiamo letto in questo passaggio. E anche forse quando prendiamo delle cadute, Egli viene, ci rialza, fratelli cari, e ci accompagna nel cammino e ti dice: non temere, perché io sono con te, io non ti giudico, io non rompo la canna rotta, ma la fascio, non spengo il lucignolo fumante, ma do dell'olio affinché questo lucignolo possa ancora infiammarsi di più. Questo è Dio, fratelli cari, questo è nostro Padre. E in questa sera, proprio come essere riconoscenti verso questo Padre meraviglioso, Egli ci ha ricordati queste parole: io non posso abbandonarti, non sentirti abbandonata da Dio, abbandonato dal Signore. Anche tu che mi ascolti da casa, Dio non ha abbandonato l'umanità, è l'umanità che ha abbandonato il Signore, perché è scritto, come dicevo prima, che Dio per il peccato dell'umanità commesso e continua a commettere ha pagato già, ha dato Gesù per il peccato dell'umanità. E quindi in questa sera il Signore ancora, anche a chi ci ascolta da casa, ti rinnova l'invito che non ti ha abbandonato, non sentirti abbandonato o abbandonata da Dio, perché Egli per il tuo peccato ha pagato sulla croce Gesù. E Dio in questa sera ti dice: io non ti ho abbandonato, ma vieni a me, io voglio attirarti ancora a me con corde d'amore, io non ti ho rinnegato, e Dio non ci ha rinnegati, fratelli cari. Non sentirti abbandonato ma amato da Dio in questa sera. Da questa parola prendi forza, prendi coraggio a dire: Dio ancora in questa sera ha avuto parole di misericordia e compassioni per me, mi ha rinnovato il suo amore, mi ha ricordato di tutto quello che ho fatto per la mia vita e continuerà a fare, fratelli cari, perché l'opera di Dio verso di noi non è ferma, ma continuerà, fratelli cari. Perché dice la parola che dove Dio ha iniziato un'opera, quindi nelle nostre vite, le porterà a compimento.
anche se possiamo inciampare nel nostro cammino, possiamo cadere, ma Dio verrà sempre ad attirarci a sé, verrà sempre a riprenderci laddove noi cadiamo e ti dice: vieni figlio mio, figlia mia, io non ti giudico, io non ti abbandono, non ti lascio, come non abbandonò questo suo popolo per la sua disubbidienza, ma lo portò di nuovo a sé, gli mandò di nuovo dei profeti, la sua parola, come in questo tempo sta facendo per noi. Continuamente attraverso i suoi servi egli ci parla, attraverso la sua parola ci parla, ci esorta e ci dice: io ti guarisco perché io sono Dio e non un uomo, e non ti tratto come gli uomini potrebbero fare con te. Sono Dio e Dio è qui in questa sera. Vogliamo alzarci in piedi, fratelli cari, perché Dio è in mezzo a noi in questa sera e ancora ti rinnova che non ti ha abbandonato e non ti ha lasciato, ma il suo cuore per te freme, freme, freme. Il cuore di Dio freme per i suoi figli, per il suo popolo. Prendi forza, prendi coraggio, sapendo che papà non ti ha rinnegato, non ti ha rigettato, anche se sei peccato, sei stato disubbidiente o disubbidiente. Ma Dio in questa sera ti dice: vieni a me, vieni di nuovo a me, perché tu sei mio figlio, tu sei mio figlio. E io in questa sera voglio guarirti ancora, voglio liberarti ancora, voglio farti crescere ancora alla mia presenza. Grazie papà, perché tu sei buono con noi, Signore. Grazie papà, perché tu ancora in questa sera, attraverso la tua parola, vuoi educarci, Signore, vuoi educarci. Grazie papà, facciamo un canto tutti insieme e permettiamo che lo Spirito del Signore ancora possa investigare il nostro cuore, che lo Spirito dell'Eterno ancora operi nel nostro mezzo, perché papà ci ha rinnovato il suo amore, ci ha rinnovato che Egli non ci ha rigettati, ma che ancora in questa sera vuole guarire, vuole liberare, vuole consolare, vuole rafforzare, vuole farti crescere ancora di più come un albero piantato lungo i rivi d'acqua, forte, che quando arriva la tempesta non si piega, non si spezza. Grazie papà per la tua parola, per il tuo amore. Grazie papà, e noi vogliamo adorarti papà. A te tutta la gloria, Gesù. Grazie Padre. Dove troverò un padre come te, che lasci le 99 per salvare me? Dove troverò quello che ho con te? Tu conosci dammi ogni parte di me. Mi ami così tanto che perdoni quando sbaglio, ma mi ami troppo per lasciarmi come sono. Trasforma la mia vita e purifica il mio cuore. Voglio piacere a te e nel tuo abbraccio che voglio riposare, il tuo abbraccio che voglio restare, nel tuo abbraccio. Sono un figlio con il Padre, sono un figlio con il Padre, nel tuo abbraccio che voglio riposare.
lasciarmi come sono, trasforma la mia vita e purifica il mio cuore. Voglio piacere a te e nel tuo abbraccio, che voglio riposare nel tuo abbraccio, che voglio restare nel tuo abbraccio. Sono un figlio con il Padre, sono un figlio con il Padre nel tuo abbraccio, che voglio riposare nel tuo abbraccio, Dillo con tutto il tuo cuore. che voglio restare nel tuo abbraccio. Sono un figlio con il Padre, sono un figlio con il Padre. Nel tuo regno. Nel tuo regno sono figlio, so che ho già vinto, per la tua croce ora vivo. Nel tuo regno sono figlio, so che ho già vinto, per la tua croce ora vivo. Nel tuo regno sono Dillo, so che figlio, ho già vinto. so che ho già vinto, per la tua croce ora vivo. Grida al Signore. Oh, ora grido, ora grido, nel tuo regno sono figlio. Grida al Signore. Oh, ora grido, ora grido, nel tuo regno sono figlio. Sono figlio. Nel tuo abbraccio. Che voglio riposare nel tuo abbraccio, che voglio restare nel tuo abbraccio. Sono un figlio con il Padre, sono un figlio con il Padre nel tuo abbraccio, Dillo. che voglio riposare nel tuo abbraccio, che voglio restare nel tuo abbraccio. Sono un figlio con il Padre, sono un figlio con il Padre. Alleluia. Ancora il Signore dice: verranno piangendo, li condurrò con suppliche, li farò camminare lungo corsi d'acqua per una via diritta sulla quale non inciamperanno, perché sono un padre per Israele ed Efraim è il mio primogenito. E noi siamo primogeniti, fratelli cari, non ci dimentichiamo mai. Queste promesse, queste parole accorate che Dio rivolge in quel caso a Israele, il suo figlio, le rivolge a noi in questa sera, perché noi siamo primogeniti, non ci dimentichiamo. E Dio ci dice che noi non inciamperemo perché ci farà camminare lungo corsi d'acqua, proprio come degli alberi piantati, come nel Salmo, dove quando arriva l'arsura, la tempesta, quest'albero non solo resterà in piedi e non sarà sradicato, ma porterà anche frutto, un frutto perpetuo, continuo, perché le sue radici attingono dalla parola di Dio.
come in questa sera. Quindi vogliamo ringraziare Dio attraverso ancora un canto, attraverso l'adorazione, attraverso la gratitudine che noi abbiamo per Lui. E non dimenticando ancora in questa sera da dove eravamo, da dove Egli ci ha tratto fuori tutti. E la riconoscenza deve essere sempre al primo posto nella nostra vita. Grazie papà per il tuo cuore, Signore, che ancora si commuove verso di noi. Grazie papà perché il tuo cuore si commuove continuamente per noi papà. E continuamente, Signore, come in questa sera tu ci rivolgi parole d'amore accorate, non di giudizio, ma parole accorate, piene d'amore, fatte di viscere, di misericordia e di compassione. Allora senti in questa sera insieme a me, attraverso, facciamo ancora un canto, questo abbraccio del papà, che proprio vuole abbracciarti come un figlio, come una figlia. Senti questo abbraccio di papà, permetti che lo Spirito in questa sera ti possa abbracciare e sentire veramente questo amore del papà che ancora ti sussurra nel cuore: non temere, io non ti ho abbandonato, sono con te, sono vicino a te, sono qui, pronto ad operare, pronto a guarirti, come abbiamo letto nella sua parola. Allora facciamo ancora un canto tutti insieme. Voglio sentire ancora più forte questa presenza di Dio, perché so e sappiamo tutti insieme che Dio è qui, fratelli cari, che Dio è qui, è presente. Papà è qui per i suoi figli, per le sue figlie. Grazie papà, grazie papà. Dimori nelle lodi di Israele, La tua insegna su di noi di amore, tu proclami il tuo nome e bontà, Dio, dillo, Israele. tu sei puro e santo senza tenebre, eppure sei pietoso con il peccatore, tu perdonerai le nostre iniquità, dillo, Dio di Israele, il nome tuo è amore luce, e luce, salvezza. Per questo io alza le tue mani e loda ti Gesù, loderò dillo, e in te spererò, oh, Gesù, Gesù, mia salvezza, Gesù, la mia vita, dillo, Gesù, la speranza del mio cuore. tu dimori, Tu dimori nelle lodi di qui lode il Signore Israele, Gesù, la tua insegna su di noi di amore, tu proclami il tuo nome e bontà, dillo, Dio di Israele. tu sei puro e santo e senza tenebre, eppure sei pietoso con il peccatore, tu
perdonerai le nostre iniquità. Dillo, Dio. Dio di Israele, il nome tuo è amore e luce, salvezza. Per questo io ti loderò e in te spererò. Oh, Gesù, mia salvezza. Gesù, la mia vita. Gesù, la speranza del mio cuore, del mio cuore, del mio Alleluia, Signore. Grazie, papà. Perché ancora in questa sera abbiamo letto nella tua parola e tu ci hai detto: io ti sostengo e ti guarisco. Io ti sostengo e ti guarisco. E noi, Padre, vogliamo pregarti ancora per tutte queste richieste di preghiera, proprio in virtù di questa parola che abbiamo ricevuto in questa sera, che tu guarisci e che tu sostieni e soccorri quanti sono nelle prove e nella difficoltà. E noi vogliamo pregare in questa sera per Tina e Gennaro per guarigione e anche per protezione, Vincenzo per arresa a Dio, Domenico per una completa guarigione, Saverio affinché abbia un incontro particolare con Gesù, Emanuele per guarigione e per progetti, Emilia per guarigione da influenza. Vogliamo pregare per un bambino ed è la mamma che chiede preghiera per questo figlio che è in sala intensiva. Signore, noi vogliamo pregarti di portare fuori questo bambino da questa sala intensiva nel nome di Gesù, adesso in questo momento. Grazie perché già l'hai fatto, Signore. E vogliamo continuare a pregare per Ciro, per far sì che possa riconciliarsi con la sua famiglia. Ed ora si chiede anche una preghiera per la piccola Vittoria, viene avanti, preghiamo per questa piccola bambina Vittoria che chiedeva preghiera. E noi vogliamo continuare a pregare per questa bambina. Alleluia, alleluia, alleluia. E noi vogliamo pregare per lei. Alleluia, Signore. Caro Padre, ti ringraziamo, papà. Ti ringraziamo, Padre, perché tu ancora ci ricordi, Signore, e ci hai detto: lasciate che i piccoli fanciulli vengano a me. E questa piccola fanciulla, Signore, la presentiamo davanti al trono della grazia tua, pregandoti, Signore, di benedire la sua vita, papà, di guarirla da ogni infermità e di farla crescere forte e sana, papà, e che un giorno lei ti serva, papà, ricordandosi, Signore, che ancora, come in questo tempo, lei, Signore, da bambina è venuta a te ed ha affidato il suo piccolo cuore nelle tue mani. Benedicila, Signore, di ogni benedizione insieme alla sua casa e alla sua famiglia, e noi la benediciamo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Alleluia. 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 Vogliamo fare un'ultima preghiera che ringraziamo il Signore per tutto quello che ci ha dato, ci ha donato, sapendo che ancora in questa sera Egli ci ha soccorsi e ci ha guariti. Grazie, papà. Signore Dio Padre, ancora al termine di questa serata meravigliosa, papà,
Noi vogliamo dirti grazie dal profondo del cuore, Signore. Veramente avendo un cuore grato, Signore, sempre, 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 Signore, ricordandoci da dove tu ci hai tratti fuori e di quello che siamo oggi. Siamo figli, primogeniti. E soprattutto, Signore, ci ricordi che ancora, Signore, se noi possiamo anche cadere o allontanarci da te, tu sei colui che non ci abbandona giammai, papà, perché per noi hai viscere di misericordia e di compassione e il tuo cuore freme per noi. E noi vogliamo dirti grazie, papà, con tutto il cuore, pregandoti di accompagnarci alle nostre momentanee dimore e anche per questa notte, Signore, visitaci attraverso sogni e visioni. E se il domani è ancora per noi, Signore, aiutaci, Signore, veramente a camminare come figli, Padre, affinché noi possiamo portare frutto per la tua gloria. Ti ringraziamo con tutto il cuore, papà, e lo facciamo in quell'unico nome, che è il nome di Gesù, benedetto in eterno. Un forte applauso al Signore, grazie papà, Dio ci benedica, pace a tutti.